Io invito la Chiesa ad aprire la parola di Dio nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4. Noi stiamo leggendo già da alcuni mesi questa lettera, predicando ogni domenica un tema diverso, e siamo arrivati al capitolo 4, versetto 7. E dice così la parola di Dio. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché qual Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina. Signore Dio nostro, in questo momento noi ti chiediamo di amministrare questo tempo prezioso di meditazione della tua parola e ti chiedo, Signore, che l'interprete sia lo Spirito Santo e che noi soltanto, Signore, possiamo prostrarci, Signore, dinanzi alla grandezza di quello che tu ci hai detto, Signore, in questo testo biblico. Signore, la tua Chiesa è il campo e noi, Signore, vogliamo che il seme, Signore, della tua parola penetri, Signore, nel nostro cuore, porti frutto e frutto, Signore, per una vita eterna e frutto, Signore, per una vita spirituale matura. Signore, sappiamo che ogni volta che il seminatore esce, c'è anche il nemico che esce. C'è anche il tuo nemico, il nemico della nostra anima, che tenterà di portare via questo seme, Signore. Ma noi siamo qua per pregarti, nel nome di Gesù, di legare le potenze del nemico e di fare star zitti, Signore, tutti gli eserciti del male, Signore, perché noi vogliamo ascoltare te, perché questo, Signore, è il nostro compito, ascoltare e obbedire, Signore, a quello che esce dalla tua bocca, Signore. Aiutaci a essere sensibili al tocco dello Spirito Santo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Che cos'è una passione? Chi è mai stato appassionato di qualcosa in questa vita?
Io mi ricordo quando ero ragazzino, non avevo una passione, era una passionaccia per la montagna, no? E a quell'epoca io facevo i turni e quindi a volte capitava che i miei amici partivano per la montagna quando io avevo lavorato di notte. Ma io non potevo rinunciare alla montagna, perché? Perché era la mia passione. E cosa facevo? Smontavo dalla notte, partivo per la montagna, dormivo un'oretta e mezza in macchina e poi arrampicavo, andavo in giro per tutta la giornata, rischiavo grosso. Ma perché lo facevo? Perché avevo una passione nel mio cuore. Quella era la mia passione. Allora in questo testo biblico il Signore ci sta chiedendo una cosa molto semplice ma anche molto difficile da rispondere. Ma tu hai una passione per i tuoi fratelli? Tu hai una passione per la tua Chiesa? Perché da quanto io capisco in questo testo biblico, il Signore ci sta chiedendo se noi ci amiamo gli uni gli altri come Dio ha amato noi. E fratelli, quando io vedo una Chiesa che non ha passione dei propri fratelli, non ha passione per la comunione fraterna, non ha passione per le cose di Dio nella famiglia di Dio, perché la famiglia di Dio è la Chiesa e Dio ha scelto la Chiesa per mostrare la sua sapienza alle potenze del male, dicendo guarda, questa è la mia famiglia e io attraverso la mia famiglia mi manifesto e l'amore di Dio diventa chiaro nella mia famiglia quando i fratelli decidono di fare qualcosa gli uni per gli altri. Allora voglio darti qualche definizione di passione. Una passione è qualcosa che pervade, che occupa i tuoi pensieri, provocando un riempimento dei tuoi vuoti interiori. Una passione è il desiderio di conoscere sempre più a fondo un'area dell'esistenza, dedicandogli un tempo significativo e intenso. Una passione è cercare di capire i segreti di quella pratica a chi è più avanti di te, cercando di imitarlo e cercando i propri eroi. Una passione è quella pratica che ti fa dimenticare la fatica, non vedi l'ora che arrivi quel momento per fare ciò per cui sei nato. Allora, hai la passione per i tuoi fratelli, hai la passione per la tua Chiesa, corrisponde questa descrizione a quello che io e te dobbiamo provare per la nostra comunità. Se no, noi dobbiamo analizzare in questo testo biblico. Ci sono dei virus che attaccano la tua passione, la mia passione per la fratellanza. E stamattina vogliamo analizzare alcuni virus che fanno male alla passione, alla tua passione, quella che dovresti avere, quella che dovremmo avere per la fratellanza. Il primo virus si chiama mancanza di vera vita spirituale. Versetti 7 e 8 dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E guarda qua cosa dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E ti voglio dire una cosa terribile stamattina. Dio non ha cugini, Dio non ha parenti lontani, Dio non ha conoscenti, Dio ha figli. E chi ama è perché è veramente nato di nuovo, è un figlio di Dio. Ci sono due definizioni della parola conversione nella parola di Dio. Il primo in greco è la parola epistrefo, che vuol dire fare un'inversione, cominciare a fare una strada e restituire a qualcuno quello che tu hai rubato. Wow, questo è un vero credente. Non è un vero credente. Sai perché? Perché questa parola ha un termine. Perché questa è una definizione a termine. Questa persona comincia a fare delle cose incredibili nella Chiesa, ma a un certo punto si stoppa, il suo amore comincia a cadere e lui comincia a diventare quelle persone che sai che si siedono nella seggiola e cominciano a puntare il dito contro qualcosa perché non riescono ad amare, perché non c'è una vera vita spirituale in lui. Lui non ha una vera conversione, ha un epistrefo, ha un innamoramento. Un innamoramento è una cosa molto superficiale, è una cosa che finisce in fretta. Sai, io penso che nella Chiesa ci sono diversi tipi di credenti. Ci sono intanto le stelle comete, no? Quelli che passano, lasciano una scia luminosa e
poi scompaiono nel buio della notte. Ci sono quei credenti che assomigliano ai cerini, no? Quelli che tu accendi in un buio totale, hanno sì una piccola lucina, ma non fanno né calore né luce e anche quelli finiscono in fretta. Ma poi ci sono quei credenti, no? Che tutte le volte che entrano nella chiesa sono come quelle lampadine a incandescenza, quelle di una volta, no? Quelle che tu ti avvicini, senti il calore, no? E lì tu vuoi stare vicino, perché? Perché c'è luce e luce continua. Fratelli miei, la parola epistrefo rappresenta una persona che ama per un tempo, ma il suo amore svanisce nel nulla in fretta, perché non è una vera conversione. La vera conversione nella parola di Dio, nella definizione greca, è la parola metanoia, che vuol dire cambiare modo di pensare. Qualcosa che è successo nella profondità di una persona, qualcosa che ha a che fare col cuore e non con la mente. Fratelli, quando noi cominciamo a amare veramente è perché noi prendiamo una decisione di amare. E sempre lo dico dalle mie prediche. Dico che l'amore è una decisione continua di mettere da parte se stessi e cominciare a camminare con i principi di Dio. Cominciare a amare il tuo fratello, indipendentemente da quello che lui è, indipendentemente da quello che lui fa, perché questo dimostra che l'amore di Dio è dentro di noi. Chi ama è nato da Dio, chi non ama non è nato da Dio e neanche conosce Dio. Cari miei, la parola di Dio è dura, la parola di Dio è forte. Tu vuoi capire se tu sei un vero credente o no? Il termometro che tu devi metterti sotto la tua ascella spirituale è: ma io amo i miei fratelli, ho la passione per i miei fratelli, sono disposto a dare la vita per i miei fratelli, sono disposto a dare tutto me stesso per la mia comunità? Questa è la prima domanda che ti voglio fare stamattina. Ma sarà che tanti di noi, e ti faccio questa domanda, portatela a casa, che dice: ma io sono convinto di essere convertito o sono convertito all'essere convinto? Il genere più difficile di persone che frequentano la Chiesa sono quelli convertiti all'essere convinti e non quelli convertiti veramente. Perché è difficile convincere queste persone che manca Cristo nella loro vita. Fratelli, io ho un pessimo carattere, brutto. Mia moglie ve lo può confermare. I miei figli pure. Ma quando Dio parla a me, io non riesco a resistere. Il Signore mi mette all'angolo e mi dice: io ti conosco molto bene, mascherina, e tu adesso farai quello che io ti dico. E io viaggio, gente. Sai perché? Perché l'amore di Dio è in me, ma non per merito mio. Perché il Signore ha posto dentro di me quello Spirito Santo che fa la differenza. Che fa la differenza, fratelli. Quello che ti fa amare è perché Dio è in noi e non perché ha una capacità umana. Tu puoi volere finché vuoi, ma se tu non hai lo Spirito Santo dentro di te, tu non puoi amare. Chi ama è nato da Dio. Quindi se noi non amiamo, il primo virus che possiamo riscontrare è perché manca una vera vita spirituale. In realtà non c'è ancora conversione. Versetti da 9 a 11, il secondo virus che troviamo è una persona che non ama, dice così da 9 a 11. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi, ha mandato suo Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Sai qual è l'altro virus? Si chiama mancanza di iniziativa e volontà di sacrificio. Gesù ci ha dimostrato il suo amore attraverso che cosa? Una iniziativa, nessuno gli ha chiesto di venire qua sulla terra, e attraverso il proprio sacrificio personale. Allora, Gesù per amarci, fratelli miei, ci ha dimostrato che Lui ci amava con degli atti pratici. Gesù ha rotto delle barriere per venire da noi e dimostrarci il suo amore. La prima barriera che Lui ha rotto
è stata quella della sua gloria. Sai che cosa lui ha fatto? Lui ha rinunciato alla sua gloria e si è vestito di un corpo umile, umano, che soffriva, che il sonno, la fame, la sete, la sofferenza, lui ha sentito tutto quello che noi abbiamo sentito. Se tu non senti i dolori del tuo fratello, tu non puoi amare. Se tu non ti identifichi con i dolori del tuo fratello, tu sai cosa farai? Giudicherai le persone. Tu non ti metterai al suo posto. Tu non sentirai la sofferenza che lui sta passando nella sua pelle. Tu cosa farai? Farai il giudice. Gesù è venuto qua sulla terra non per giudicare gli esseri umani, ma per salvare gli esseri umani, per sentire i loro dolori, per capire le loro problematiche, per andare dentro in una natura che non era neanche sua. E la parola di Dio ci dice che lui ha abbassato se stesso fino alla morte per fare questo. Caro il mio fratello, ci sono tante cose che ci impediscono di rompere le nostre barriere personali tutti i giorni per non amare i nostri fratelli. Ah, ma non mi sento tanto bene, non posso andare a fare questa cosa che Dio mi ha scelto, mi ha detto di fare. Che tristezza. Ah, ma il mio tempo, devo andare a fare un giro con la mia famiglia, devo fare... Ci sta anche il giro per la tua famiglia, ma quando è il momento di stare insieme nella presenza di Dio, Dio ha piacere che tu venga, caro mio. E i tuoi fratelli hanno bisogno di te. I tuoi fratelli hanno bisogno che tu faccia vedere che tu spezzi le barriere dell'egocentrismo e che tu cominci a camminare in direzione di un servizio vero. Ah, ma io amo la mia comunità. Ok, dimostramelo. Dimostramelo. Lascia da parte il tuo io. Sai qual è il parametro che Dio usa per dire che una persona è una persona vittoriosa spiritualmente parlando? Tante chiese purtroppo sbagliano questo parametro. Molti dicono che a una persona è veramente vittoriosa, è un credente serio, se porta tante persone al Signore, no? Se evangelizza tutti i giorni, se riesce a portare la parola di Dio a tanti. Allora io dico che la parola di Dio che dice che Noè è un fallito, perché ha predicato per 100 anni, sono arrivate 8 persone al Signore, che era la sua famiglia. Tanti altri dicono che quel predicatore, che unzione da parte di Dio che ha. Interessante, la chiesa di Corinto c'era un'unzione spirituale pazzesca e Paolo gli diceva che erano dei carnali. Come mai? Sai qual è il parametro che il Signore usa per definire una persona spirituale, matura e seria con Dio? Una persona che mette da parte se stesso e comincia a fare la volontà di Dio. Mancanza di dimostrazione e di sacrificio. Fratelli miei, io vorrei, non sono qua per riprendervi e neanche per sgridarvi, perché Dio prima ha sgridato me. Questa è la funzione di un predicatore. Prima prende le bastonate, dopo le dà agli altri. Ma ti voglio dire una cosa. Noi non sappiamo più che cos'è sacrificio. La Chiesa moderna non sa più che cos'è sacrificio, sacrificarci per i fratelli. Il Signore Gesù ce l'ha dimostrato attraverso tutto quello che Lui ha fatto, attraverso la sua vita. Lui è sceso dal cielo, è entrato in un corpo umile, ha sofferto più di noi per dimostrarci il suo amore. A volte noi, quando i nostri fratelli hanno bisogno, noi sbuffiamo. Vero o no? Dai fratelli, raccontiamocela tutta. È vero o no che sbuffiamo? Ha sempre bisogno di me. Che tristezza, gente. L'amore di Dio, fratelli, va dimostrato con atti pratici. E io mi ricorderò sempre. Forse ve l'ho già raccontato, forse vi ho anche stancato di questo, no? Un giorno una sorella mi chiama, una cosa semplicissima. Pastore, come stai? Guarda, è una settimana con mal di gola, non sto bene, ho preso aspirine, questo, quella, non riesco a guarire. Pastore, 5 minuti sono da te. È arrivata a casa mia questa sorella, ha preparato un intruglio brasiliano, non so cosa c'era dentro. Si è messo i fornelli, ha messo dentro bucce di limone, arance, cannello, tutto un sacco di roba, no?
pastore prendi questo, quest'ora, entro 3 giorni tu stai bene. Fratelli, è passato. Ma quello che mi ha colpito è il fatto che lei ha lasciato la sua casa, è venuta nella mia casa, si è preoccupata della mia vita e ho detto, che dimostrazione di amore pratico. Se tu vuoi amare la tua fratellanza, caro mio, basta parole, comincia a fare qualcosa. Io amo la mia chiesa. Cosa fai? Mi siedo e ascolto. Interessante. Pratica di amore. Pratica di amore. Un vero servo osserva le necessità della Chiesa e comincia a fare qualcosa per supplire a quelle necessità. Punto C. Mancanza di coraggio. Versetto 17 e 18. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Dio non ama credenti codardi. Sai cos'è una persona codarda? È una persona che scappa di fronte alla difficoltà. Vede l'ostacolo più grande di quello che lui è e prende quella scusa per non fare niente. Voi sapete chi è il mio eroe del Vecchio Testamento, no? Chi si ricorda? Davide. Lui amava Dio e amava il suo popolo in un modo fuori del comune. E la parola di Dio dice che lui aveva il cuore secondo il cuore di Dio, uomo secondo il cuore di Dio. E un giorno per caso lui arriva sulla linea di battaglia, no? Dove c'era quel gigantone di 3 metri che si chiamava Goliath, pieno di muscoli, no? Io mi immagino che i suoi pettorali facevano come, sai, come i culturisti, no? Dai, vieni qua, Davide. E lui si piazza davanti a questo gigante, lo guarda e dice, questa sera il popolo di Israele sa che c'è un Dio. E anche voi conoscerete che c'è un Dio. Lui si avvicina a questo gigante, prende un sassolino bianco, piccolino, lancia il sasso, gli si pianta nella fronte, lui arriva alla testa del gigante, taglia la testa del gigante, prende la testa, comincia a portarla in trionfo in Israele. Sapete perché Davide l'ha fatto? 1, perché amava Dio, e 2, perché lui amava profondamente il suo popolo. E tutte le volte che c'era una necessità, il pastore era Saulo e il pastore era Davide. Il pastore era Davide. Tutte le volte che c'era una guerra, tutte le volte che c'era un nemico, chi andava in battaglia per primo? Davide. In quale posizione sei quando c'è una battaglia nella Chiesa? Quando i pettegolezzi cominciano a uscire? Perché questa è battaglia spirituale, né? A volte noi pensiamo che battaglia spirituale sia liberare una persona da un demone. Questa è una parte della battaglia spirituale. Tu da che parte stai? Dalla parte di quelli che hanno paura di prendere una posizione, di quelli che hanno paura di fare qualcosa per esporsi troppo, e il mio tempo, la mia energia, il mio... Paura di che cosa? Tu fai parte di un esercito invincibile. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. La parola di Dio è molto chiara, caro mio. Se tu vuoi amare, tu devi perdere la tua paura e prendere una posizione nella tua Chiesa. Dio sa a chi sto parlando, io non lo so, ma Dio sa. Quarto punto.
mancanza di verità. Guarda cosa dice il versetto 20. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Allora, è interessante perché questa è mancanza di verità con se stessi, no? Io penso e credo che amo Dio, ma il Signore mi dice, ok, tu dici di amare Dio, allora io ti metto di fronte alla persona più antipatica, più tremenda e più detestabile di questa terra vicino a te, voglio vedere se tu la ami. Perché questo è il tuo fratello. E ti voglio insegnare una cosa che non devi pagare per saperla. Gli amici ce li scegliamo, i fratelli ce li dà il Signore. E ce li dobbiamo ingoiare. Antipatici, simpatici, carini, dolci, grassi, magri, alti, bassi. Tutto quello che il Signore ci dà sono tuoi fratelli. E io sono una persona, non so tu, ma molto selettiva. Questo mi piace, quello non mi piace, questo sì, l'altro no, questo mi innamoro e l'altro lo odio. E il Signore ti dice, no, non è così che funziona. Perché in un certo senso, adesso mi metto a ridere già prima di dirlo, Dio è comunista. Perché Lui tratta tutti uguali. E Lui ti dice, tu ami quello là che è simpatico, ma amerai anche quello là che è antipatico. Ami quello che è grasso e quello che è basso, quello che parla poco e quello che parla tanto. E se tu fai così, tu rispecchi l'amore che io ho lasciato per voi, perché io non sono venuto per delle persone carine. Io sono venuto per delle persone perse nel peccato, sono venuto per delle persone che detestano i miei principi, sono venuto delle persone che una volta, e la parola di Dio è chiara in Romani capitolo 5, che erano nemici di Dio. Tu sai che tu eri nemico di Dio, vero? Nei tuoi principi, nella tua natura, nelle tue opere, in tutto quello che tu e io abbiamo fatto nella vita, noi eravamo nemici di Dio e Dio è venuto per dare la vita del suo figlio per dei nemici. E quindi non è tanto se noi ameremo le persone che sono a fianco a noi, simpatiche o antipatiche che siano, perché Dio ci ha dimostrato che si può. Dio ci ha dimostrato che si può. Ma sai una cosa? Lo scoglio da superare è raccontarla a se stessi, ingannare se stessi. E questo testo è molto chiaro e dice così: se uno dice, guarda, se, qua c'è un se, uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Io non posso autoingannarmi dicendo amo la mia Chiesa se non amo la persona che è a fianco a me. C'è un altro virus, che è l'ultimo, versetto 21, che impedisce la passione, la mia e la tua passione per la fratellanza. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Che cos'è amare? È un? Ditelo voi. Se io non amo, che cosa faccio? Se io non amo, disobbedisco, gente. Gesù si è fatto obbediente fino alla morte, e la morte di croce per amare delle persone come noi. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo obbedire a quello che Dio ci ha comandato di fare. Signore, no, fallo. C'è un detto argentino, non mi è piaciuto questa cosa qua, che dice così: ok, non ti piace la minestra? 2 tazze. Perché in genere nelle famiglie argentine, quello che me l'ha raccontato mi diceva che nel tempo della povertà là in Argentina c'era solo quella minestra. Probabilmente anche in Brasile, probabilmente anche in Italia nei tempi. Oggi noi siamo strafogati di cibo.
Ma quando tu arrivavi a casa, in quei tempi c'era solo una minestra e se non ti andava bene erano 2 tazze, perché così imparavi a apprezzare quello che tu avevi. Il giorno dopo 3. Esatto. E fratelli, allora io vi voglio chiedere una cosa. Noi veniamo qua tutte le domeniche, assistiamo al culto, stiamo bene, lodiamo il Signore, ascoltiamo la parola di Dio e diciamo grazie a Dio per la tua benedizione di questa domenica, no? Ma ti voglio chiedere una cosa. Un giorno farò una predica su questo. E se la mia chiesa sparisse? Questo sarà il titolo del sermone. A volte noi facciamo una selezione, no? Di chi ci è simpatico, antipatico, di chi vogliamo, di chi non vogliamo, di chi disprezziamo e di chi amiamo. Ma sai una cosa? Tutte le volte che una persona esce dalla chiesa, a me personalmente, non so a te, io provo un sentimento di tristezza, perché un pezzo di me è uscito. Io non posso fare niente di più. Ma tu faresti a meno dei tuoi fratelli? Saresti in grado di camminare da solo nelle cose di Dio? Guarda una cosa, senza i miei fratelli io non vado da nessuna parte, neanche se sono pastore. Il Signore, penso che ci stia mettendo di fronte, fratelli, alla scelta di amare veramente la nostra Chiesa, di avere una passione per la nostra comunità, oppure no. Abbiamo analizzato tanti virus che possono infettare la mancanza di passione. Io mi ricordo questo testo biblico che si trova in 1 Corinzi capitolo 13. Chi è che si ricorda il testo che parla dell'amore, no? Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, ma non ho amore, ciò nulla mi giova. E se anche io dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri e dessi il mio corpo a essere arso, ma non ho amore, io non sono nulla. La carità è paziente, è benigna, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Sai che questo testo biblico è molto interessante e io penso che l'Apostolo Paolo avesse un accento molto ironico quando parlava con i Corinzi. Sai perché? Perché questa parola, no, che sembra uscita direttamente dal trono di Dio, era una poesia di un poeta greco. E quando Paolo trascrive questa poesia greca e lo inserisce nella Bibbia, mandandola ai Corinzi, perché per 12 capitoli i Corinzi sono stati ripresi dall'Apostolo Paolo, perché c'erano di tutto e di più nella loro chiesa, no? Divisioni tra fratelli, adulterio, bugie, eccetera, eccetera. A un certo punto mette questo testo biblico e gli dice: ascolta, ma l'avete scritta voi stessi questo. I vostri poeti l'hanno scritta. Adesso mi dimostrate davvero di volerla vivere. Noi cristiani abbiamo la bocca piena di amore. Noi che siamo la vetrina dell'amore di Dio dovremmo essere. Dobbiamo fare qualcosa per dimostrare che il nostro amore è una cosa sincera. Se non lo riusciamo a fare, fratelli, cominciamo ad avere dei dubbi sulla nostra conversione. Perché potrebbe essere che siamo solo convinti e non convertiti. Io voglio lasciarti questo messaggio stamattina. Com'è la tua passione per la tua comunità, per il tuo fratello, per la tua sorella, per la Chiesa che tu stai frequentando? Amare non è frequentare.
Amare è spezzare il vincolo dell'io per cominciare a fare la volontà di Dio, amando praticamente la persona che è vicino a me. Vogliamo pregare insieme? Non farò appello stamattina, ma io vorrei soltanto che tu potessi fare un'analisi della tua vita. Signore, io ti amo. Il Signore dice, ma tu ami la tua fratellanza. Non ti ingannare, perché se non ami la fratellanza non puoi amare me che non mi vedi, perché io ti do occasione tutti i giorni di praticare un amore visibile nella tua Chiesa, nella tua comunità. Preghiamo.